Nello spirito bisogna pensare anche al corpo, che con sto freddo. E mo' sarà sto? Chi è? Siamo frati, fratello. Che frati siete? Siamo padre Giacomo d'Irlanda e padre Odorico da Pordenone. Fratello, siamo due francescani, come te. Ma non l'ho visti mai in quest'abiti io. Fratello, gli abiti li abbiamo persi durante il nostro viaggio. Ah, ma allora venite da tanto lontano. Veniamo da Kambalik, Camba che? la capitale della Mongolia, la città dove c'è la reggia del Gran Khan, l'imperatore di Mongolia. Ah, Mongolia, quella città vicino a Vicenza. Fratello, noi veniamo dalla Cina. Dalla Cina? Ma state scherzando? Dico, ma la Cina sta dall'altra parte del mondo, eh? È una terra di infedeli, ma è pericoloso, sa? Fratello, non stiamo scherzando. Noi veniamo veramente da laggiù. Dai confini del cielo. Fratello Odorico, hai riposato bene? Ne avessi avuti di giacigli così confortevoli durante il mio viaggio. Ma ora sono riposato e pronto per partire. No, Odorico, sei ancora stanco, non puoi affrontare un lungo viaggio, te devi riposare. Ma io non ho tempo. Devo andare ad Avignone e riferire al Papa e chiedere nuovi missionari per il Qatar. Ma non lo puoi fare in queste condizioni, ti devi riposare, devi ripiare forze, che se no quando ci arriva Avignone, ma te muori per strada, Dio mio. Il mio fisico è stanco, ma il mio spirito è forte. Ecco, padre guardiano. Odorico, questo è Guglielmo di Solagna. Nel frattempo che ti rimetti dalle tue fatiche, a lui potrai dettare le cronache del tuo viaggio. Il mio viaggio? Solo il Dio ha contato i miei passi e sono tutti svaniti tra la polvere e il fango. Ma perché non lo vuoi fare? Due parole sono una lode a Dio che ti ha guidato in mezzo a tanti pericoli, figlio mio. Non ne sono all'altezza. Odorico, pensa al nostro ordine. Pensa al bene che potrai fare a tutti coloro che leggeranno le cronache del tuo viaggio. Ma io sono solo un povero frate. Allora ti rinnovo la mia richiesta. Anzi, te lo impongo, Odorico. In virtù della santa obbedienza, lo farò. Sono pronto. Io, frate Odorico del Friuli, della Provvidenza di Padova, umilmente e devotamente prego il mio Signore che illumini il mio intelletto a modo che io possa narrare in tutto o in parte delle cose mirabili che apparvero agli occhi miei nel tempo trascorso dall'anno del Signore 1318 e le cose che nella memoria mi torneranno apertamente mostrerò. Padova, 1330. Accolto dall'umile fraticello nato nell'Umbria di San Francesco, Odorico è tornato tra la sua gente. Sono le ultime battute della grande avventura. Udine, capoluogo del Friuli. Nel secolo XIII residenza dei patriarchi di Aquileia, sede del Parlamento e capitale dell'antico Stato. Qui, a Udine, inizia la nostra avventura. All'alba del 1300 un giovane bussava al portone del convento di San Francesco chiedendo asilo. Chi era quel giovane? Odorico era nato intorno al 1285 a Villanova, un villaggio presso Pordenone, da madre friulana e padre forse di origine boema. Il borgo infatti era stato fondato da soldati boemi in fuga da Pordenone dopo la morte del loro re.
Questa, secondo la tradizione, è la sua casa natale. E qui, a San Marco di Pordenone, Odorico ricevette il battesimo. Il Friuli, crocevia di popoli e culture diverse, la bizantina, la germanica, la slava, era allora uno stato il cui sovrano era il patriarca di Aquileia. Ma i primi decenni del secolo XIII erano stati segnati da guerre e guerricciole continue, agguati, tradimenti, nobili feudatari in continua lite tra loro. C'era bisogno di qualcuno che ripetesse con sincerità di cuore ciò che Francesco aveva insegnato ai suoi frati. Il Signore ti dia la pace. Così un'ondata di fede e carità percorrerà i borghi della penisola e migliaia di giovani si vestiranno di sacco per seguire la via tracciata dal poverello di Assisi. Alla fine del secolo XIII i frati francescani sono già più di 30.000. Odorico entra nel convento di San Francesco a Udine a 15 anni e qui trascorrerà il noviziato sino a ricevere l'ordinazione sacerdotale. Una vocazione semplice, una vita che appare già disegnata nelle sue linee, l'umiltà, la povertà, la volontà di portare la propria gioia agli altri fratelli. Così può sembrare, e invece... Odorico, i tuoi confratelli hanno votato e ti hanno eletto ministro provinciale. Per 3 volte hanno espresso il loro desiderio di averti come padre e fratello maggiore. Ma io non ne sono degno. Cosa ho fatto per meritare tanta considerazione? Hai praticato le regole del poverello di Assisi. Hai seguito il Vangelo in povertà e obbedienza, come ci ha insegnato il nostro maestro, San Francesco. Odorico, ti vogliono tutti bene. Hai visto quanta gente viene da te ogni giorno a chiedere aiuto spirituale e sollievo ai loro mali? Ma io non merito tutto questo affetto. No, padre mio, lasciate che mi dedichi agli uffici più bassi del nostro convento. Ma anche i padri superiori dei conventi friulani ti offrono questo incarico. Padre mio, io ho bisogno di pregare, di riflettere su me stesso e sulla mia vita. Forse ho bisogno della quiete del deserto. E nel deserto del silenzio chiedere al nostro Signore quale sia la mia strada. Con il vostro permesso vorrei ritirarmi in un eremo e condurre vita solitaria. Sia come vuoi tu. E che il Signore ti illumini. Laudato siemi, Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate Sole, lo quale è giorno e allumini noi per lui. E tello è bello e radiante, con grande splendore. De te altissimo porta significazione. Laudato siemi, Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti, con coloriti fiori ed erba. La terra di Dio è grande, si estende al di là di quei monti, al di là del mio Friuli. Portare il messaggio d'amore di Gesù al di là di quei monti e al di là dei monti che sono dietro quei monti, lontano. Scrive un suo biografo. Portava una cintura intessuta di piastre di ferro.
Agli strumenti di penitenza materiali aggiungeva le privazioni, cioè un uso eroico della povertà. Si nutriva solo di pane e acqua, portava una sola tonaca, camminava a piedi nudi. Imparava non soltanto a soffrire per condividere i dolori e le sofferenze del Signore, ma anche a umiliare se stesso e sfuggire alle attestazioni di stima offerte dagli altri e in primo luogo dai suoi confratelli. Ma a sua insaputa, intorno a lui fiorivano i miracoli. Odorico! Ho ricevuto un messaggio del Sommo Pontefice. Sai cosa chiede al nostro convento? Giovanni, il vescovo delle Cambalic, ha bisogno di nuovi missionari per il Catai. Il Catai, ai confini del cielo. La nostra lunga attesa è stata dunque premiata. Ho cercato tante volte di immaginarmelo. Forse l'ho sognato. Cosa ci sarà al di là dei nostri monti e dei monti dopo altri monti? Fra poco lo saprai. C'è molta gente che aspetta una parola d'amore, di speranza, di pace. Con la vostra benedizione andrò laggiù, padre. Io non cerco l'avventura né gli onori, né tantomeno mi reputo degno di aspirare al martirio. Vorrei solo aiutare il prossimo e cercare di farmi comprendere. Avrai come compagni di viaggi Giacomo d'Irlanda e Pietro da Venezia. Una preghiera. Non ti scordare di noi, non dimenticare la tua terra. No, questo mai. Tra la seconda metà del secolo XIII e l'inizio del XIV, grandi eventi sconvolgono il mondo della cristianità. L'invasione dei tartari che giungono sino all'Adriatico, la caduta dell'impero latino in Terra Santa, la riconquista dei luoghi sacri da parte dell'Islam, la fine del potente ordine dei Templari. Alle crociate, al tentativo di un cristianesimo imposto sulla punta delle lance, si fa strada e subentra il nuovo spirito di pace e dialogo predicato da Francesco, il poverello di Assisi, che non ha temuto di recarsi dal sultano come uomo di dialogo e di pace. Il messaggio di Francesco è un messaggio universale di pace e amore. Andate, carissimi, a due per le varie parti del mondo e annunciate agli uomini la pace e la penitenza in remissione dei peccati. In lontano Oriente appare una nuova meta, non di proselitismo ma di testimonianza dell'amore di Cristo. A partire dall'invito di Papa Innocenzo IV, che nel 1245 ha scritto al Gran Khan una lettera affidata al francescano Giovanni da Pian del Carpine, comincia la pacifica missione francescana verso nuove terre, per stabilire nuovi rapporti con popoli e sovrani lontani, quelli del misterioso Oriente su cui tanto si favoleggia. Ad avvicinare l'immenso impero mongolo non erano soltanto i missionari, c'erano anche i mercanti alla ricerca di guadagni molto più materiali. Fra questi un ruolo importantissimo ebbe la famiglia veneziana dei Polo. L'Oriente dunque è un universo multietnico, tutto da scoprire. E i fratelli di Francesco si avventurano in questo immenso impero. Venezia, la porta d'Oriente. Di qui partono le navi dei mercanti per le piazze più lontane e sulle stesse navi viaggiano anche i missionari. Ma prima di avventurarsi verso l'ignoto è d'obbligo una visita nella chiesa di San Marco per inginocchiarsi davanti al corpo del protettore della Serenissima e chiederne l'aiuto. Creatore del mondo, concedete a noi la grazia affinché questo viaggio sia l'occasione, nell'incontro con tanti popoli nuovi, di portare la pace nel cuore degli uomini. E concedete a noi di essere degni della missione che andiamo a compiere.
e guidate il nostro cammino in queste terre lontane, ma già tanto care ai nostri cuori. Odorico e i suoi 2 compagni percorreranno con navi, cammelli, mezzi di fortuna, ma soprattutto a piedi, il proverbiale cavallo di San Francesco, le isole Ionie, la Turchia, la Persia, l'Iraq, l'India. Toccheranno Singapore, Sumatra, il Borneo, giungendo a Pechino, Cambalik, dopo un viaggio durato circa 7 anni. È un mondo misterioso e fantastico che si rivela ai loro occhi, ben più remoto e fantastico di quello rappresentato nei più antichi e fantasiosi bestiari medioevali. Non ce la faccio più. Ho le ossa rotte. Devi far tacere la stanchezza, amico mio. Su, siamo appena partiti. Ma da quanto tempo siamo in viaggio, fratello Odorico? Da 2 mesi. Ma sono solo 20 giorni che camminiamo. Navigando per mare, giungemmo a Trebisonda, città nella quale giace il corpo del beato Atanasio. E passammo e venimmo in Armenia Maggiore. Di qui venni a monte dove si trova l'arca di Noè, e pochi sono quelli che siano potuti salire sulla cima, perché il monte è altissimo e sempre in ogni stagione vi è alta la neve. E venni ad un gran regno detto Tibet, che confina con l'India. Tutta la sua città principale è fatta di mura bianche e nere, e tutte le sue strade sono selciate. In questa città nessuna persona osa spargere il sangue di nessun uomo o animale, e ciò per rispetto di un idolo che vi è venerato. Qui abita l'Abbassi, cioè secondo la loro lingua il Papa, capo di tutti i suoi fedeli, ai quali distribuisce i benefici secondo il suo costume. Odorico sarà il primo europeo a visitare il Tibet e inoltre il Nepal, Giava, le isole dell'Indonesia. Sbarcato nelle Filippine per scampare a una furiosa tempesta, Odorico sarà il primo sacerdote a celebrarvi una messa. Nel suo racconto descrive il banchetto nel quale gli vengono offerti amido di farina ricavata da un albero, sciroppo e zucchero ricavati da una palma e una bevanda alcolica fermentata. Ora è da sapere che mentre navigavo per il mare Oceano verso Oriente, giunsi, dopo molte giornate, alla provincia di Manze, e nelle terre di questa provincia vidi più fitta la gente che non a Venezia in tempo di ascensione. Gli uomini sono grandi e belli del corpo, ma tutti pallidi, ed hanno i peli della barba a modo di gatti. La prima città che io trovai si chiama Tescol. Vi sono tanti navigli che credo in tutta Italia non ve ne siano altrettanti, e si possono avere 700 libre di zenzero fresco per un ducato. In questa contrada ci sono i più grandi serpenti che siano al mondo, che vengono catturati e mangiati. Il racconto di Odorico è ricco anche di suggestioni e trasfigurazioni di cose viste al limite del fiabesco e del surreale. Mostri, monocoli, nani, giganti, alberi che producono farina, uomini che hanno viso canino, animali che vengono creduti anime umane incarnate, oche con 2 teste, alberi da cui nascono bestie. Brutte notizie, amici miei. Hanno ammazzato 4 nostri confratelli.
Dobbiamo interrompere il nostro viaggio e dirigerci verso il sultanato islamico di Delhi. Ma perché allungheremo il nostro cammino? Siamo in viaggio da 3 anni. Dobbiamo dare loro sepoltura in terra benedetta. Come faremo a ritrovare i loro corpi? È molto pericoloso. E la nostra missione? Con l'aiuto di Dio faremo anche questo. Su, andiamo. Andiamo. Infatti a Tana, nel sultanato di Delhi, poco tempo prima dell'arrivo di Odorico, erano stati giustiziati 4 francescani, vittime del fanatismo di gruppi islamici locali. Odorico decise di recuperare i corpi di quei martiri abbandonati nella campagna. Piano, piano. Se sapessero che abbiamo preso queste ossa, potrebbero ucciderci. No! No! Narra un antico biografo. Odorico venne catturato e torturato dai musulmani a tal punto che il futuro beato perdeva sangue da tutte le membra. Colpiti dalla fermezza del frate, i suoi aguzzini lo liberarono dicendo: «Il tuo Dio è con te, sei libero di andartene». Odorico porterà con sé quelle sante ossa. Quel fardello sarà il suo cuscino durante le soste notturne per almeno 3 anni, sino a quando depositerà le reliquie nella chiesa francescana di Zaiton, sullo stretto di Formosa. E venni a Zaiton. In città ci sono molti monasteri di monaci che adorano idoli. In quella terra ci sono più di 30.000 idoli. Partendomi da queste terre venni verso oriente, a Fuzza. Qui le galline sono bianche come neve e non hanno piume, ma lana come pecore. E venni a una meravigliosa città chiamata Kunsai. Questa ha 12 porte, 12 strade e lagune come Venezia, e ha più di 12.000 ponti. E vi è grandissima abbondanza di pane, vino, carne. La novità di questi luoghi è per gli uomini avere unghie lunghe, e la bellezza delle femmine è di avere piccoli piedi. A Sonzo Maciò vi è maggiore abbondanza di seta che in altra terra del mondo. E vidi il deserto, è un'arena secca che si muove a modo del mare nella tempesta del vento, ove io vidi monti altissimi di rena, i quali in poco tempo si disfanno e altri si rifanno di nuovo. Benché il corpo si stancasse, l'animo era ancora desideroso di altre cose. Venni a un grande fiume, il maggiore che ci sia al mondo, ove è più stretto è largo 7 miglia, e questo passa in mezzo al Katai e fa grandissimi danni quando rompe gli argini. Laudato sivi, Signore, per sora nostra madre terra. Odorico, che fai? Il Katai! Siamo giunti alla meta, fratello. Pietro, il Katai. Perché l'hai fatto? Per ringraziare il Signore di averci condotto fin qui. Tutta la terra è sacra e può essere baciata come una reliquia. Su, baciatela anche voi!
Finalmente i tre viandanti giunsero alla residenza di Giovanni da Montecorvino, patriarca di Cambalic. Fratelli carissimi, finalmente siete arrivati. Abbiamo avuto un viaggio lungo e fortunoso, messer patriarca. Lo è sempre per tutti. Di questi viaggi ne ho fatti anch'io. Ma ora ditemi, quali sono i vostri nomi? Odorico da Pordenone. Giacomo d'Irlanda. La terra di San Patrizio? Bene. Pietro da Venezia, fratello laico. Dunque, siete tutti figli di San Francesco, come me. Certo, noi frati minori siamo sempre i primi a rispondere ad ogni appello. Ma ora ditemi, avrei bisogno di sapere notizie più recenti sulla Chiesa e sul Papa. Certo, dovrete essere molto stanchi e avrete bisogno di riposare. Ci sarà tempo per ragguagliarmi. Venni alla nobile Cambalic, nella provincia del Katai, città che i tartari chiamarono Taidò. In questa il Gran Khan ha la sua sedia, è un palazzo così grande che le mura girano per 4 miglia. Al centro c'è un monte sul quale è uno dei più bei palazzi del mondo e vi sono piantati alberi che mai non si seccano. Al lato c'è un grande lago sul quale è un bellissimo ponte. Il palazzo principale del Gran Khan è un palazzo ricchissimo che ha al suo interno 24 colonne d'oro. Quando il Gran Khan siede sulla sedia imperiale, dal lato sinistro sta la regina e un grado più giù 2 sue mogli. Di sotto tutte le donne del parentado. Quando il signore si sposta, lo fa sopra un carro sopra il quale c'è una sala di legni e odoriferi e preziosi. E questo carro è trainato da 5 elefanti. Questo imperatore ogni anno indice 4 grandi feste. Dinanzi a lui stanno baroni, giocolieri e molti altri, e ognuno ha addosso una veste così ricca che solo le perle in ciascuna veste valgono più di 15.000 fiorini d'oro. Nel mezzo del palazzo è una grande pigna, la quale è tutta di una pietra preziosa e si chiama Mar di Cas, mare di giada. Io non so se sarò creduto. A me stesso che vidi, mi pare impossibile. In un luogo che si chiama Nabà, vidi un idolo grande quanto il San Cristoforo che si trova al mio paese, ma questo idolo era tutto d'oro massiccio. Il Gran Khan applica la tolleranza religiosa. A Cambalic si trovano templi buddisti e taoisti, moschee islamiche e chiese cristiane. Non molto lontano dalla città imperiale, la lunga muraglia cinese segue costante, con le sue torri di vigilanza, il profilo dei monti, snodandosi per 6.000 chilometri. Zunqua. È difficile. Quel poco di lingua locale che ho imparato mi servirà a malapena a predicare. Ma come faremo ad avvicinare la gente se non possiamo nemmeno farci capire bene? Pensate di farvi capire solo con le parole? Allora la sola predicazione non va bene. No, se è fine a se stessa non basta. Servono esempi, opere. Ma pensate a Francesco,
Il missionario non è più l'accompagnatore di un esercito cristiano, è il testimone vivente della buona novella. L'amore più grande consiste nel dare la vita per la persona amata. E Francesco amava Cristo e i suoi fratelli. La nostra presenza qui non è una conquista, ma un grande atto di fede. Noi siamo come il chicco di grano che muore per marcire e poi germogliare, crescere, portare i frutti. Noi potremo vederli questi frutti. Forse no, ma non è questo l'importante. Se sapremo spenderci per il nostro prossimo, i frutti ci saranno. Si tratta di offrire, come la vedova del Vangelo, i soli 2 spiccioli che possediamo, il corpo e l'anima. Odorico resterà 3 anni a Pechino. Opera tra i poveri, i derelitti e fra gli stranieri, nestoriani separati da ricondurre alla Chiesa, mercanti levantini, persiani, arabi. La tradizione, che gli attribuisce 20.000 battezzati, parla della sua lotta contro i demoni, della liberazione degli ossessi, delle guarigioni miracolose, ma soprattutto fissa il vivo ricordo delle sue opere di misericordia, della sua fraterna e umile testimonianza in mezzo ai poveri e ai bisognosi. Un orfanotrofio accoglie decine e decine di bambine appena nate, che un costume millenario considera quasi inutili. Era incolmabile il divario fra ricchi e poveri. La ricchezza nasceva dalla fatica dei contadini che coltivavano i latifondi. Oberati dalle tasse, essi erano spesso costretti a vagare in cerca di cibo o a divenire predoni. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio io porti l'amore, dove c'è discordia io porti l'unione. Dove c'è errore io porti la verità, dove c'è dubbio io porti la fede, dove c'è disperazione io porti la speranza. O divino Maestro, che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare. Infatti, donando si riceve, dimenticandosi si trova comprensione, perdonandosi è perdonati, e morendo si resuscita la vera vita. Fratelli, c'è una novità. Siamo stati convocati al palazzo dell'imperatore. Dall'imperatore? A palazzo? Odorico, non mi sembri particolarmente soddisfatto. E infatti non lo sono, fratelli. Ma come? È tanto tempo che aspetti questa convocazione. Sai che dal beneplacito del Gran Khan dipende la possibilità di fondare la tua chiesa a Xinjiang. Già, speravo che fosse così. E invece corre voce che l'imperatore abbia contratto una malattia durante una battuta di caccia. E allora? Il Gran Khan ha chiamato a consulto tutti i medici di corte, gli stregoni, gli sciamani, i maghi. Niente, nessun risultato. Ora vuole consultare anche me. Dice che sono la sua ultima speranza. Ma se fallirai, cosa succederà? Succederà che ci farà tagliare la testa, senza pensarci 2 volte. Ma no, rassicurati. Il Gran Khan non è così crudele. Certo, se dovessimo fallire, la causa cristiana in tutto il Katai arretrerà di 1000 miglia e perderemo ogni simpatia e ogni stima ai suoi occhi. Ma non possiamo fargli sapere che non sei un medico. È impossibile. Gli hanno già riferito che avrei curato diverse persone con le erbe. Non mi resta che andare. E che la provvidenza ci assista. Così mi recai dall'imperatore. Sul volto aveva una smorfia di acuta sofferenza e il corpo era pieno di pustole.
Così cercai di curarlo, facendolo immergere in un bagno di erbe, così come avevo visto fare dalle donne del mio paese quando ero ragazzo. E gli Joe? E come no, l'imperatore si sentì subito meglio. Era fuori di sé dalla gioia. Ringraziai l'Onnipotente che mi aveva assistito ancora una volta, così come aveva fatto con Abramo, Giacobbe, Mosè e tutti gli altri patriarchi e profeti. Divenimmo i sudditi prediletti dell'imperatore e questo naturalmente agevolò la nostra missione. Eh sì, la messe continuava a crescere, ma gli operai erano pochi. E un giorno mi avevi fatto chiamare, padre? Sì. Odorico, provi mai il desiderio del ritorno? Non te ne ho mai parlato. Non ti ho chiesto questo. Desidero concludere la mia giornata terrena qui con te. Io amo molto questo popolo. E invece tornerai. Tornerai anche per me. No. Morirò missionario. Certo, tornerai in Occidente, ma solo per recarti dal Papa ad Avignone. Devi chiedere al Sommo Pontefice che ci invii nuovi apostoli qui nel Cadai. Anche il Gran Khan me lo ha chiesto. Ci servono almeno 50 missionari per proseguire le nostre opere di carità qui a Cambalec e in tutta la Cina. A questo patto sì. Vado dal Papa, ma solo per tornare. Allora preparati al viaggio, fratello, e che il Signore accompagni sempre i tuoi passi. Avignone, in Francia, l'altra Roma, sede del papato per ben 70 anni. Odorico deve recarsi là per chiedere al pontefice nuovi missionari per la Cina, ma non vi giungerà mai. Il male l'ha fermato a Padova. Giunti alla fine di questo mio libretto memoriale, Ci fermiamo, padre? no, anzi, vieni qui, siediti accanto a me. Prendi il libro. Così finiamo il nostro compito. Dove eravamo rimasti? Giunto alla fine. Ah, sì. Ecco, giunto alla fine di questo mio libretto memoriale, umilmente ringrazio nostro Signore Dio, ripensando a quanto grande è la sua potenza e a quante cose mirabili ha creato in questo mondo. E alla fine ogni cosa vien meno. Abbiamo finito, padre? Sì. Ora la nostra fatica è terminata. E anche il mio viaggio terreno è giunto alla fine. Portatemi a Udine. I cronisti narrano che in Udine Odorico giacque malato, un lento consumarsi per mesi, e giunse finalmente sorella morte, il 14 gennaio 1331. La gente fece ressa per avvicinarsi alla salma del santo frate, toccare la sua barba, strappare reliquie della tonaca. Cominciarono i prodigi, decine e decine di guarigioni miracolose. Giunsero alla sua tomba pellegrini non solo dal Friuli e dalla Carnia, ma anche dall'Istria, dalla Carinzia, dalla Stiria, dalla Slovenia. Il patriarca d'Aquileia, pagano della Torre,
commissionò al veneziano Filippo de Sanctis un'arca di marmo e fece raccogliere testimonianze sui miracoli e sulle grazie. Odorico apparteneva di nuovo alla sua terra. Fratelli, sorelle carissime, questo non è un addio, è solo un arrivederci. Come la rondine vado per tornare assieme ad altri missionari pronti e disponibili al par mio a portarvi questo messaggio d'amore che ci rende tutti fratelli. Di voi e di ogni cosa farò memoria e racconterò. Delle meraviglie e di tutto ciò che ho veduto ringrazierò il Creatore, pensando a quanto grande è la sua potenza e quanti prodigi ha compiuto in questo mondo. Tutto trasuda amore, dalle piante, alle cose, alle persone, dagli occhi innocenti dei bambini. L'amore non produce né tumulti né guerre, e solo nella pace lo spirito riposa e si apre alle più nobili idealità. Prometto che tornerò presto. Ora anche il mio piccolo Friuli e la grande Cina mi sembrano davvero più vicini. Tornerò.